Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, un'edizione, quella di oggi, con molte notizie di cronaca a partire da due tragedie che si sono verificate, una nel Trevigiano, l'altra nel Padovano. Nel primo caso siamo a Roncade, dove un uomo di 73 anni questa mattina è scivolato nel canale Vallio ed è morto annegato. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con Daniela Sizia, che si trova appunto a Roncade. A te Daniela, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno anche ai telespettatori. Assieme a Alberto Pivetta siamo qui in via Capesaro, la via che porta all'abitazione di Ivano Mirtillo, 73 anni, l'anziano che è morto questa mattina intorno alle 7:30, una dinamica che è ancora al vaglio dei carabinieri che sono giunti sul posto. L'uomo era uscito, sembra, per una passeggiata, per prendere un po' di fresco. Poi ad un tratto di lui si sono perse le tracce, la moglie lo ha cercato, lo ha chiamato, ovviamente senza nessuna risposta, fino a quando ha allertato le figlie, che sono arrivate sul posto ed hanno trovato il corpo nel canale Vaglio. Una dinamica però che è ancora da ricostruire. Potrebbe essere stato un malore improvviso a far scivolare l'anziano in acqua, oppure che possa essere, dicono, inciampato in qualcosa e poi aver sbattuto la testa cadendo poi nel canale. Ovviamente una tragedia immensa qua a Roncade. Lui è una persona molto conosciuta in paese, molto amata, anche la famiglia. Lui è padre di 4 figlie. Potete rendervi conto della disperazione della famiglia quando ha trovato il corpo sul posto. Qua, oltre ai carabinieri, è giunto subito il sindaco, che fra l'altro conosceva molto bene Ivano Mirtillo e conosceva anche molto bene una delle figlie, quindi vi lascio con le parole del sindaco Marco Donadel, sindaco di Roncade. Poi ovviamente questa sera ulteriori aggiornamenti riguardo a questa vicenda, anche per capire se la procura aprirà un fascicolo o sarà disposta o meno l'autopsia. Quindi vi lascio le parole del sindaco e con Alberto Pivetta cediamo la linea allo studio. Sindaco, una tragedia questa mattina, lei è andato dalla famiglia di Ivano Mirtillo. Sì, veramente una tragedia. Ivano lo conoscevo, ma conosco bene una delle figlie, che con il genero ci troviamo molte volte assieme ai nostri bambini, insomma amici di famiglia. È veramente stata una tragedia. Lei ha capito cosa può essere accaduto? Ma adesso devono un po' ricostruire i fatti. Sembra che sia inciampato, addirittura un malore, anche perché lì, in quel punto lì, l'acqua del fiume è veramente bassa e lui lo conosceva molto bene perché ci abitava, è cresciuto lì a ridosso del fiume, quindi sembra proprio un caso accidentale, forse un malore, ma questo lo capiremo successivamente. Stava lavorando, stava passeggiando, si è capito questo? Sembra sia andato a prendere una boccata d'aria in queste giornate calde estive. Era uscito alla sera, come faceva tante volte, per fare 2 passi, per stare fuori all'aria aperta, e è stato ritrovato questa mattina. Il sindaco era una persona conosciuta, Ivano Mirtillo? Sì, Ivano era una persona conosciuta, ben voluta, una persona socievole, sempre con la battuta pronta, e veramente quella di oggi, la scoperta di oggi, è una tragedia, e ho portato la vicinanza e l'abbraccio da parte mia, di tutta l'amministrazione, ma da parte di tutti i cittadini che lo conoscevano e gli volevano bene.
Ed ora dal Trevigiano andiamo nel Padovano, siamo a Brugine per l'ennesima tragedia sul lavoro. Un uomo è stato travolto dal trattore condotto dal figlio. Ci aggiorna in diretta con tutti i dettagli Marta Zatta. A te Marta, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, siamo qui a Brugine a raccontarvi l'ennesima tragedia sul lavoro, l'ennesima morte appunto sul lavoro. A perdere la vita questa volta un uomo di 75 anni, Flavio Beltramin, titolare di questa azienda di allevamento di animali, che ieri purtroppo è stato travolto attorno alle 17 da un trattore. Tragedia nella tragedia, perché a condurre proprio il trattore era uno dei 3 figli di Flavio, che lavora insomma in questa azienda assieme agli altri 2 fratelli, Loris e Diego. Purtroppo però Flavio è stato portato prontamente al pronto soccorso di Padova, dove però è morto poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Qui sono ancora al lavoro i carabinieri, i tecnici dello Spisal per ricostruire questa tragedia, per capire appunto l'esatta dinamica di questo incidente mortale sul lavoro. Lo ricorderete, ne abbiamo parlato a lungo, proprio il 2 luglio era morto un altro giovane, sempre sul lavoro a 2 Carrare, era stato travolto da un palo della luce mentre appunto era a lavoro sul cavalcavia che dà sull'autostrada. Quindi non si fermano purtroppo queste morti sul lavoro, ma purtroppo in questo caso, oltre ad essere una tragedia sul lavoro, è anche una tragedia familiare. Noi abbiamo parlato con il sindaco Michele Girardo, sindaco di Brugine, che ci ha raccontato, conosce benissimo la famiglia perché è un'azienda molto conosciuta qui nel comune, e ha parlato di Flavio come un grandissimo lavoratore. Ha speso tutta la sua vita proprio in questa azienda e a 75 anni era appunto ancora ieri al lavoro. Quindi io vi lascerei proprio con le parole del sindaco di Brugine, e poi la linea può tornare allo studio. Marta. Allora sindaco, una tragedia che ha colpito il suo comune, tra l'altro lei insomma conosce bene questa famiglia. Sì, essendo la nostra comunità di 7.000 anime ci conosciamo tutti quanti, quando apriamo la porta conosciamo bene i nostri vicini. Purtroppo oggi piangiamo un nostro amico, poteva essere il nostro padre, che dedicava la sua vita al lavoro, alla terra, ai campi, che sono i valori più importanti della nostra comunità, e a piangerlo è soprattutto tutta una famiglia e un figlio che senza volerlo ha compiuto un gesto che purtroppo fa male a tutti noi, è una tragedia immensa. Come amministrazione, ma come intera cittadinanza siamo vicini ai 3 figli, Luca, Loris e Diego, e ci stringiamo in un forte abbraccio, perché in questo momento sicuramente hanno bisogno del nostro amore e della nostra vicinanza, soprattutto quando viene a mancare un papà che ha dedicato la propria vita all'azienda, e quindi assolutamente siamo vicini a loro. E appunto diceva proprio un grande lavoratore, insomma. Sì, sono quei lavoratori di altri tempi che spesso si dimenticano quando sono le vacanze, spesso si dimenticano quando possono avere un momento di libertà e dedicano la loro vita al lavoro, ma a un lavoro in prospettiva per la famiglia, perché questa era un'azienda familiare e quindi lui lo faceva soprattutto per i suoi figli, e quindi quando succede questo fa ancora più male. Lei ha avuto modo di sentire i figli? No, purtroppo non ho ancora avuto modo di sentire i figli, a brevissimo li sentirò, esprimerò tutta la nostra vicinanza, perché hanno, come ho detto prima, bisogno del nostro supporto, soprattutto in questo momento difficile. Da Brugine ora ci spostiamo nel Bassanese, perché questa mattina è stato fatto esplodere un masso sulla parete della miniera di Carpanè di Valbrenta. La statale 47 e la ferrovia sono rimaste chiuse per un'ora. Ci racconta tutto Vanessa Banzato, che ha seguito questa mattina le operazioni di brillamento con Alessandro Costa Curta, con loro anche il sindaco di Valbrenta, Luca Perazzoli.
Eccoli là. Un boato tremendo, come il sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli. Tutto è stato eseguito proprio seguendo un ordine ben preciso e tutto è andato per il meglio. Sì, per il meglio. Adesso stanno effettuando le operazioni di verifica per capire se è necessaria una bonifica della ferrovia o della strada. Il boato è stato forte, insomma la fetta di roccia che è stata fatta cadere è stata importante. Da quello che abbiamo visto da qui, insomma, è defluita rispetto ai luoghi che erano stati immaginati. Bisogna ovviamente fare tutte le verifiche del caso perché non ci siano detriti che sono in qualche modo volati in parti inappropriate. Perché è stata necessaria questa operazione? Beh, questa è un'operazione che è stata richiesta dal concessionario della miniera per rendere agibile un piazzale che viene utilizzato per delle attività di estrazione. Ovviamente dobbiamo ricordare che si tratta di una miniera di magnesio, quindi di interesse nazionale prevalente, l'attività economica è rilevante e quindi ha fatto sì che si adottassero delle misure di cautela per la statale 47 e per la ferrovia sottostanti. Comunque siete riusciti a contenere qualsiasi tipo di disagio, ecco, perché la strada è stata chiusa alla fine molto poco e così pure la ferrovia. Sì, in questo momento stanno lavorando, insomma, per la riapertura. La chiusura in questo momento è stata abbastanza limitata, ovviamente adesso vanno fatti tutti i controlli del caso. Per quello che ha riguardato il comune di Valbrenta, ovviamente noi siamo responsabili dell'incolumità pubblica dei cittadini, quindi ci siamo dovuti occupare sostanzialmente di fare in modo che le abitazioni prossime all'intervento non fossero occupate, che il fiume non fosse percorso dalle attività di rafting e di canoa, che non ci fossero persone in fiume, insomma quelle attività, mentre poi le altre ovviamente la Polizia di Stato e Polfer, ANAS per quanto riguarda statale e ferrovia. Quante persone sono state fatte evacuare, se sono state fatte evacuare? Beh, in particolare una famiglia che era in una zona sottostante, poi altre persone, insomma, che utilizzavano, che erano presenti in fiume come da ordinanza, però è tutto, diciamo, da questo punto di vista è stato tutto eseguito nel massimo rispetto dell'ordinanza. Ed ora andiamo a Longarone per raccontarvi dell'incendio che la scorsa notte si è sviluppato all'interno della Ecora, azienda specializzata nella rigenerazione e nel recupero dei rifiuti. Danni ingenti, cause al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco del comando provinciale di Belluno. Un incendio è scoppiato nella notte all'interno del capannone nei piazzali dell'Ecorav nella zona industriale di Villanova di Longarone, coinvolgendo ingenti quantità di materiale plastico e indifferenziato destinato al riciclo. L'intervento immediato dei vigili del fuoco ha consentito di domare le fiamme nel giro di poche ore. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. L'allarme è scattato poco dopo le 2:30 e ha mobilitato le squadre dei vigili del fuoco di Belluno e i volontari di Longarone che hanno lavorato a lungo per contenere il rogo e spegnere le fiamme. L'incendio ha interessato materiale destinato al recupero presente all'interno dell'impianto dell'azienda specializzata nel recupero e nella rigenerazione dei rifiuti. Le operazioni di messa in sicurezza dell'impianto si sono concluse all'alba di oggi e le cause sono in corso di accertamento negli uffici dei tecnici dei vigili del fuoco. Si tratta del secondo incendio all'Ecorav. Nel maggio del 2010 un violento rogo divampò nell'area di stoccaggio dell'azienda, provocando l'esplosione di alcuni fusti e la formazione di una densa nube di fumo che richiese l'evacuazione temporanea della vicina Safilo. Ad originare l'incendio potrebbe essere stata la caduta di un fulmine in una serata e nottata contrassegnate da un susseguirsi di temporali con importanti fenomeni di fulminazioni. Ma la storia legata agli incendi negli impianti di trattamento dei rifiuti insegna e perciò al momento non sarebbero esclusi né un incidente nelle fasi di lavorazione dei materiali né un'azione dolosa. Sull'episodio la magistratura ha aperto un fascicolo. E proseguono le indagini sul rogo dell'azienda del sindaco Di Malo, si batte la pista della criminalità organizzata. Se la mano che ha provocato il primo incendio avesse poi continuato anche nelle altre parti del capannone, sarebbe stato un disastro ancora più grande anche dal punto di vista ambientale, ma soprattutto di disastro e quindi di dimensione del danno. Credo che siano tanti gli interrogativi, sia come sindaco sia come imprenditori,
ma sicuramente questo tipo di atteggiamenti devono essere respinti, emarginati immediatamente, riconosciuti e messi subito sotto controllo, altrimenti non sono atteggiamenti che appartengono alla nostra comunità. Il sindaco di Isola, Francesco Gonzo, a Focus ieri sera ha indicato chiaramente qual è lo sfondo su cui convergono le indagini sul rogo che ha bruciato l'azienda del sindaco Di Malo. Del resto, lo stesso Moreno Marsetti ha ripetuto che l'attentato incendiario alla sua ditta in via Europa Isola è un'intimidazione di stampo mafioso ed è collegata alla sua attività istituzionale. In 16 anni di amministrazione idee me ne sono fatte tante, bisogna cominciare a prendere in mano la situazione e cominciare a risolvere le cose come devono essere risolte. Non si può più giustificare, il buonismo non può esserci più in una situazione quando soprattutto ci si accanisce contro un amministratore. Venerdì gli amministratori locali col sindaco di Schio, Cristina Marigo, alle 17 in municipio a Malo porteranno la loro solidarietà a Marsetti. Ti demolisce perché un amministratore che si trova in queste condizioni a dover amministrare già con difficoltà, perché già siamo impotenti davanti a certi temi come la sicurezza, ci metti l'impegno, ci metti la faccia e poi si riversa tutto nella tua proprietà, una proprietà costruita e costituita in oltre 40 anni da mio papà. Adesso ci troviamo con oltre 2 milioni di euro di danni, stimo così, ma saranno anche di più, e con un dubbio se riaprire o non riaprire e continuare quello che ho svolto fino adesso. A Venezia ora per raccontarvi l'ennesimo episodio del turismo cafone in queste torride giornate d'estate. Ci colleghiamo con Edi Caliman. A te, buongiorno. Marta, buongiorno a te e ai telespettatori da Venezia, dove nella notte tra lunedì e martedì alcuni turisti pare di origine americana hanno preso d'assalto Campo San Bortolo, il campo dove si trova la piazza del Goldoni di bronzo, e si sono arrampicati non curanti insomma del valore storico e artistico che abbia la statua, e facendo continuando a fare la cosiddetta festa, quella che viene definita in gergo, fino alle 4 del mattino, chiaramente svegliando tutti i residenti che hanno documentato con alcune foto che sono state poi anche mandate alle forze dell'ordine, che sono state appunto avvertite per quello che questi ragazzi stavano facendo. Oltre a arrampicarsi sulla statua, hanno fatto loro quella piazza, creando un vero e proprio salotto con tanto di escrementi e anche del vomito causato dall'ubriachezza che li ha portati anche a condividere sui social quanto stavano facendo, perché si stavano riprendendo proprio con dei cellulari. È la denuncia questa di alcuni residenti della zona, che sempre più spesso, soprattutto in questo periodo dell'anno, vedono arrivare insomma queste orde di turisti giovani e giovanissimi che fanno della città ciò che vogliono. E dal comitato invece No Danni da Movida arriva un appello all'amministrazione, all'assessore alla sicurezza, e sentiamo cosa dice Martina Zennaro. Il comitato Danni da Movida nel 2026 ha fatto all'incirca in questi giorni 100 segnalazioni. Sono segnalazioni che il consiglio direttivo manda alla polizia locale, inerenti il disturbo quiete pubblica, la mala movida, il debordo plateattici, i plateattici abusivi. Segnaliamo l'occupazione suolo pubblico di clienti che mangiano e bevono seduti sui ponti, sugli scalini, usano i pozzi del 1300 a mo' di vassoio, con bicchieri e piatti dei bar e dei ristoranti. Come residenti e come soci ci dispiace molto vedere la città trattata in questo modo, però io credo personalmente, e anche il direttivo del comitato crede, che a Venezia manchi l'informazione. Chiunque pensa che a Venezia può fare tutto quello che vuole, perciò quello che si potrebbe fare, quello che potrebbe fare l'amministrazione e l'assessore alla sicurezza Zaccariotto, è
una grande campagna pubblicitaria dove i divieti vengono scritti in tutte le lingue possibili. Così insomma dal comitato No Danni da Movida, che da anni denuncia e documenta quanto la città stia diventando difficile da vivere per i residenti, chiamando insomma a raccolta tutti per segnalare gli episodi difficili. E a proposito di turismo molesto, noi parliamo di un altro comportamento molesto, quello del famoso ormai clochard di Piazzale Roma, Pasquale Aita, che è stato 2 giorni fa condannato definitivamente in primo grado a 4 anni di reclusione, gli stessi anni che aveva chiesto il pubblico ministero. È comparso davanti al giudice Enrico Ciampaglia, che appunto ha stabilito la condanna a 4 anni per danneggiamenti. Infatti si era reso protagonista Aita di un danneggiamento a una telecamera di un operatore televisivo. A te. Grazie a Edi Caliman, buon lavoro ai colleghi della redazione di Venezia. Noi ora continuiamo con la politica, stop alle preferenze. Ieri in aula hanno vinto i franchi tiratori. Non è passato per un solo voto l'emendamento della maggioranza all'interno della legge elettorale. L'opposizione chiede elezioni, mentre per la Premier serve una riflessione. Sentiamo allora l'editoriale del nostro direttore Luigi Baccialli, che parla di uno schiaffo alla sovranità popolare. Ieri sono andate in onda anche sulle nostre reti delle immagini vergognose, mortificanti, deprimenti di parlamentari nominati che gioivano, saltavano sui banchi felici perché era stata affossata una legge elettorale che prevedeva le preferenze. Hanno votato in segreto, no? A scrutinio segreto, per non metterci la faccia, per apparire come favorevoli alle preferenze a parole. Ah sì, le preferenze, i cittadini. Dopodiché segretamente tramano e fanno in modo che questa legge elettorale, ancora una volta, dopo il Mattarellum, il Rosatellum, tutte le porcate che hanno fatto finora, venisse nuovamente affossata. E questo è veramente triste, veramente scandaloso, perché i cittadini ormai vogliono prendere parte alla politica, vogliono incidere, anche se non vanno a votare proprio perché viene tolto loro il diritto di mandare uomini e donne in Parlamento scelti da noi e non dalle segreterie dei partiti. E ancora una volta ci ritroviamo in questa situazione. Destra e sinistra non conta, il centrodestra si è spaccato, i franchi tiratori erano della Lega di Forza Italia, probabilmente ci sarà anche una crisi di governo. Sarà anche interessante capire come hanno votato i parlamentari veneti, che dicono sempre di essere dalla parte del popolo sovrano. Dalla parte del popolo sovrano un bel niente, perché ancora una volta siamo stati presi per i fondelli. Come dice il generale Vannacci, saranno eletti mogli, amici, conoscenti, amanti dei capi al potere, e questo è veramente riprovevole. Io spero veramente che alle prossime elezioni del 2027, se non ci saranno addirittura delle elezioni anticipate, vada a votare il 5% dell'elettorato, in modo che a quel punto, in teoria, elezioni col 5% dell'elettorato, il 10%, il 15% dovrebbero essere invalidate. Se lo merita questa classe politica incivile, incolta, greve, volgare e cinica. E continuiamo con la politica, con l'acceso botta e risposta a ring tra il consigliere regionale leghista Roberto Marcato e Gianangelo Boff, sindaco di Tarso, deputato passato dalle fila della Lega a quelle di Futuro Nazionale. Temi dello scontro: gli organici delle forze dell'ordine, la remigrazione ed i centri di permanenza per i rimpatri. Sentiamo un estratto del dibattito. O qualcuno mi dice che noi dobbiamo vivere ostaggi nelle nostre città, perché poi
vengono fuori gli annunci roboanti del governo, 3.000 nuovi agenti, bravi, 3.000 nuovi agenti, peccato che il turnover annuale degli ultimi 10 anni è che ne vanno in pensione dai 4.500 ai 5.000 agenti. Abbiamo avuto una riduzione da il numero ideale, che dovrebbe essere 117.000 agenti in servizio sul territorio nazionale, oggi siamo sotto i 95.000 agenti. Pare che il governo abbia iniziato a ridurre le forze dell'ordine o comunque il turnover da un mese, da quando che Boff se andava via dalla Lega. Cioè, no, vi ricordo che lo faceva anche prima, ma mi non ho mai sentito venire qua da lei, direttore, con questo tono, no, e prendersela con il governo perché non dava sufficienti uomini e donne da quando forze dell'ordine. Ha lasciato la Lega e il futuro nazionale con Vannacci e dice vabbè. Sì, ma allora avrebbe dovuto dirlo anche 6 mesi fa, un anno fa, 2 anni fa. Sono andato per questo, no? Dirà lei. Sì, ho capito. Quindi è Gattasuo, Fiumercole, e da mercoledì in poi improvvisamente capio che il governo non ha fatto il proprio dovere. Che ha messo 4 anni per capirlo. No, per carità di Dio. L'abbiamo detto molto prima, l'ho detto molto prima. Poi la discussione si sposta sulla remigrazione, uno degli slogan dei vannacciani, ed ancora tra Boff e Marcato volano scintille. I 2 pilastri su cui si basa la remigrazione, CPR che non li vuole nessuno, non c'è nessun sindaco che farà il CPR a casa sua, e gli accordi bilaterali che non esistono, fai quello che puoi, cioè con molta fatica cerchi di rimpatriare quantomeno i più violenti, perché immaginare di fare la remigrazione non si può, ma lo dico anche a tutti quelli che a me mi spiegano sui social, che mi non capisco perché capisce tutto loro, non si può. I CPR non li fa nessuno. Ti ho fatto un CPR a casa tua. Tu che sei un vernacciano, ho fatto un CPR a casa tua. No, ma perché se no diamo notizie subito ai tuoi cittadini del Tarso, giusto? Che domani mattina che fai un CPR, lo fai a casa tua. No, raga, fallo a casa sua, puoi farlo a mia P&B, no, ti ho fatti a casa tua. Visto che voi li teorizzate, ti fai a casa tua. Non ti fai neanche a casa tua. E ora dove li facciamo i CPR? Tutti a Salerno, dove facciamo i CPR? Il problema che hai noi sindaci con i CPR è che i CPR oggi sono delle strutture, degli alberghi, dove questi signori vengono accompagnati, poi possono uscire e girare per le città, fare quello che vogliono. Sono persone che devono essere espulse dal nostro paese. Se devono essere espulse dal nostro paese, devono essere messe in strutture che siano di detenzione, dove sono chiuse all'interno e man mano vengono espulse e riportate a casa loro. Nei CPR ad oggi se è fatto così, lo faccio a casa mia. Cambiamo ora decisamente argomento, perché ci chiede la linea dal Cansiglio, dall'altopiano del Cansiglio, il nostro Lucio Zanato. Cansiglio del quale si è molto parlato negli ultimi giorni, dopo che è stata avanzata da Veneto Agricoltura e dai sindaci della zona, che lo ricordiamo comprende 3 province, Treviso, Belluno e Pordenone, di istituire un ticket d'accesso contro l'overtourism. Ma ci sono a questo proposito delle posizioni diverse. Allora Lucio, intanto buongiorno, com'è lì la situazione su questo tema in quest'estate rovente? Ecco, intanto buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, sono qui intanto con Mirko Breda, che è il presidente degli allevatori della zona, del centro caseario allevatori del Cansiglio, che è una cooperativa, che tra l'altro è all'interno della cooperativa, ovvero della latteria di Soligo, e sono qui anche con il presidente Lorenzo Bruniera, che è venuto appositamente qui proprio per parlare di prodotti, di territorio, di latte, di overtourism, ma anche di emergenza idrica, perché pare di no, perché uno dice in Cansiglio pioverà sempre, in realtà anche voi avete difficoltà dell'acqua. Questa è la prima notizia, la più fresca, non lo sa nessuno. Beh, sicuramente il Cansiglio è un terreno carsico, quindi stiamo subendo un grave problema idrico, scarseggia l'erba nei prati e nei pascoli, e sicuramente anche i bacini del territorio dell'Alpago sono in difficoltà. E quindi la prima notizia, Marta, era questa. Dopo tu mi chiedevi giustamente dell'overtourism, e siccome Mirko Breda da presidente, allora intanto vi dico subito, qui non si parla di malghe, ma si parla di aziende agricole, allevatori, perché qui sono stanziali, le malghe sono, diciamo così, stagionali, invece loro rimangono qui tutto l'anno. Proprio per questo, si parlava prima di overtourism, qual è la situazione, voi che ci vivete qui tutto l'anno, tutti i giorni dell'anno, perché ricordiamo che loro devono stare qui per forza, perché le vacche vanno assolutamente munte 2 volte al giorno, quindi per 365 giorni, pensate, qui bisogna essere veramente inchiodati e appassionati. Insomma, intanto l'overtourism come sta andando qua? Come ogni anno abbiamo dei periodi
di sovraffollamento di turismo, quindi un gran numero di visitatori che vengono a refrigerarsi nel periodo estivo, e quindi sicuramente scarseggiano i servizi e scarseggiano tutte quelle che sono i posti per la ricettività, e allo stesso tempo nei periodi tipo oggi il turismo va a scemare. E quindi quest'idea di ticket che è lanciato da Veneto Agricoltura, come la vedete voi che ci vivete qua? Potrebbe essere sicuramente un'idea da sviluppare, però va gestita in modo tale da creare dei servizi in cui il turista possa avere qualità tutto l'anno. Ecco perché va detto, mi diceva giustamente, che ad esempio qui mancano i bagni, pare di no, però la gente se deve andare in bagno non ci sono bagni, ci sono servizi, c'è un'area camper dove ci sono i servizi, ma è assolutamente insufficiente per le presenze. Poi ad esempio manca una pista ciclabile, se tu dal Bar Bianco vuoi fare una passeggiata fino al museo che è un po' più avanti, passando vicino alla chiesetta, devi passare per la strada e quindi non manca una pista ciclabile, ma sono solo alcuni punti dove uno dice ok, io posso anche pagare un biglietto, però devo avere dei servizi, e quindi è un tema che continuerà sicuramente a creare, diciamo così, dibattito, soprattutto poi se magari agganciato a una limitazione d'entrata, perché poi ci sono aziende che vivono sostanzialmente di turismo qui. Voi vivete di latte, poi parleremo con la latteria di Soligo, perché non so se lo sapete, ma qui si produce un latte veramente di alta qualità, frutto anche di una gestione dei pascoli, quindi di un prodotto base veramente importante. Ma rimaniamo sull'altro pezzo, l'idea di avere una limitazione, anziché avere i 5.000 la domenica, ne averne 2, per alcune aziende, per alcune imprese è davvero un problema. Non è un problema sicuramente, perché quando c'è un sovraffollamento più di quelle disposizioni per i posti a sedere non ci sono. È il problema gestire quando non c'è il turismo, quindi durante la settimana e nelle stagioni morte. Quindi sicuramente quest'idea va sviluppata tra l'ente pubblico che gestisce il territorio e le attività che poi lo caratterizzano. Ecco, tra le altre cose, noi ieri abbiamo sentito l'assessore, non so se per caso ce l'abbiamo già pronto, Marta mi dirai, se abbiamo sentito l'assessore regionale del turismo che ha appunto parlato di questo overtourism in Consiglio. Mi dici se ce l'abbiamo pronto oppure se devo proseguire? No, non ce l'abbiamo pronto, Lucio. Ecco, allora lo vedremo questa sera, però l'idea, diciamo, che diceva l'assessore è quello di gestire in maniera telematica sostanzialmente gli accessi attraverso una griglia, dire ok, cerchiamo di incentivare nel corso della settimana, magari con delle prenotazioni, magari in tipo gratuito, e cerchiamo di disincentivare quando invece c'è un numero chiuso e oltre quello il Consiglio non accetta. Come la vedete voi questo metodo, diciamo, telematico? Il metodo telematico sicuramente è un metodo dei giorni nostri, bisogna appunto che venga gestito in modo da non compromettere quel che è il turismo, diciamo, generale del territorio. Quindi, giusto per chiudere, maggiori servizi, maggiore diciamo così offerta, ma anche attenzione a non limitare quello che può essere un reddito che, ed è la seconda parte di questo nostro collegamento, viene garantito da un'alta qualità. Chi viene in Consiglio viene anche per assaggiare i vostri formaggi che voi producete con un metodo importante, lo racconteremo nella prossima puntata di Agricoltura, ma che produce veramente un latte di alta qualità. Sicuramente il Consiglio è un territorio incontaminato dove appunto pascolano e vivono tutto l'anno le mandrie che producono il nostro latte, quindi la materia prima proviene da un territorio con un alto grado di biodiversità, e quindi naturalmente questo si trasmette sul latte e sul latte utilizzato per fare i nostri formaggi, e quindi la qualità non va. La qualità, insomma, è importante, importantissima, ma è anche la gestione di questa qualità, perché se la cooperativa non fosse venuta alla latteria di Soligo che fa la trasformazione ad alto livello, la cooperativa probabilmente non avrebbe fatto passi da gigante e non potrebbe proporre prodotti di alto livello. Bisogna dire bravi a questi ragazzi che sono qua su, bisogna dire bravi, perché quando uno viene qua su credo che deve pensare poco ma guardare con gli occhi e il cuore, perché qui si vede
la piana del Cansiglio che è bellissima. Qui si vede queste montagne attorno con questi alberi, i faggi, i fagher come lo chiamano qui, gli abeti, i pini, e c'è qualcosa di meraviglioso. Però il turista quando viene qui si diverte, vede qualcosa di nuovo, vede le vacche che pascolano, vede la pace, vede la tranquillità. Qui si sta bene, Lucio, qui la cosa che è meravigliosa, bisogna dire questo, bisogna far capire alla gente quanto bello è il Cansiglio, no? Però bisogna, perché il Cansiglio viva, bisogna che i nostri allevatori vivino in Cansiglio, e tutto questo naturalmente non è facile per loro. Però sono gente che guarda molto avanti e hanno guardato una cosa innanzitutto, la qualità dei loro prodotti. Come fare i loro prodotti. Allora, se questi gruppo di ragazzi sono venuti a chiederci, ma ancora tanti anni fa anche, il confezionamento, perché quando parliamo di confezionamento parliamo di tecnologia, loro sono bravissimi a fare il latte, ma la tecnologia per la trasformazione, no, le aziende più strutturate la fanno meglio. Ecco che noi abbiamo da sempre fatto, tanti anni insomma, fatto il latte bio per loro, perché questa è tutta un'area bio. Abbiamo fatto questo perché hanno visto lontano, hanno visto un'azienda che poteva fare questo. Ecco, ma questo poi gli garantisce un reddito, perché qui c'è tutta la poesia, ma però se noi non rigattiamo... Quando tu dai un prodotto che è eccezionale non lo abbandoni più, perché qui non è poesia, questa è la verità. Quando gli dai il formaggio, i formaggi che fanno loro, no, non è poesia. Quando uno l'assaggia se ne innamora, vorrebbe essere qui a prendere il prodotto. Anche qui si è pensato un tempo, loro naturalmente a Tambre, le trasformazioni, però oggi la grande distribuzione ti metti i suoi vincoli di costi, il consumatore non può permettersi il lusso di fare chissà che cosa, perciò bisogna anche trovare il modo di produrre con il costo giusto, no, e di dare al consumatore un prodotto che è eccezionale. Quando sta parlando di bio, sta parlando di tracciabilità, sta parlando che non si può far confusione. Allora, concludendo, dovranno pagare un ticket anche per questo bio sostanzialmente i turisti che vengono qua? Beh, su questo basta aumentare un po' il prezzo e loro vanno a casa felici e contenti con un prodotto che è eccezionale. Per quanto riguarda il ticket di venire su, io direi a Veneto Agricoltura, mettete a disposizione un buono sconto, che così vengono a mangiare, vengo anch'io con la famiglia a mangiare il martedì, mercoledì, giovedì, no? Poi sabato e domenica no, possiamo pagare come tutti. Ecco, perché questa è una bella idea di uno insomma, che la vede distante, un buono sconto per venire durante la settimana, mentre la domenica nessun buono sconto. Allora io ti restituisco la linea, però so che avete recuperato il servizio con il vicepresidente della regione che parla proprio del problema del Cansiglio, quindi vediamoci il servizio e poi a te la linea. I ticket non sono sicuramente un benvenuto per i nostri ospiti, però abbiamo sicuramente delle realtà che vanno governate e non farsi governare dal turismo. Il Cansiglio è una di quelle dove la regione intende governare il turismo e i suoi eccessi. A confermarlo il vicepresidente e assessore di comparto del Veneto, che però non specifica se con un biglietto d'entrata vero e proprio o il pagamento di uno stallo di sosta magari prenotato per tempo. Perché, secondo il vicepresidente Pavanetto, il futuro della piana divisa tra 3 comuni, 3 province e 2 regioni e in genere di tutte le località turisticamente ricercate sta nella tecnologia. Nell'era digitale tutte le informazioni che raccogliamo e che costantemente raccogliamo possiamo sicuramente invitare e fornire le informazioni ai nostri turisti per frequentare le nostre località nei periodi dove magari non c'è l'affollamento. Quindi prenotazioni d'entrata via web, non necessariamente a pagamento, ma sicuramente a numero chiuso, per il bene del turista e quindi del turismo stesso. Una cultura di rispetto del territorio e quindi un turismo responsabile e che sia anche rispettoso appunto di quello che è l'ambiente che lo circonda, rispettando non solo se stesso ma anche il turista a fianco, che naturalmente non deve trovarsi ingolgato nel traffico. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Proseguiamo con la cronaca e con la rapina che è stata messa a segno ieri pomeriggio a Mogliano Veneto, nella frazione di Campocroce. Un uomo con il volto travisato ed armato di pistola è entrato in farmacia e si è fatto consegnare i soldi di cassa, circa 600 euro, poi è fuggito.
Verso le 11, 11 e un quarto più o meno, entra questo personaggio un po' tutto mascherato, diciamo, con un cappello da pescatore, occhiali e mascherina, e con in mano una pistola. Spostatevi e datemi i soldi. Poche parole del rapinatore che ha fatto irruzione nella farmacia di Campocroce. Un colpo fulmineo in 2 minuti, ci ha detto il farmacista, è entrato ed uscito con il bottino, circa 600 euro. Sono stati attimi di paura. Lui continuava a puntarci questa pistola addosso. Abbiamo provato a vedere se la pistola sembrava, diciamo, fosse finta o vera. Era una riproduzione fatta bene oppure era vera, quindi ci siamo messi in disparte e niente, abbiamo aspettato che lui si servisse dalla cassa e poi è uscito, quindi è stato tutto rapido e fortunatamente indolore, ecco. L'uomo è arrivato in bicicletta particolare che potrebbe far pensare fosse del posto, non sicuramente giovane, addosso tuta e ciabatte. Sembrava, sì, ecco, un anziano, credo sia più un gesto di disperazione più che uno che lo fa spesso. Durante la rapina, a mano armata, nessun cliente era dentro la farmacia. Non c'era nessuno, ma lui si era accertato che non ci fosse nessuno perché abbiamo visto dalle telecamere che è stato qui fuori 1 minuto e poi è entrato quando ha visto che non c'era nessuno. Prima di entrare si è accertato non ci fosse più nessuno dentro, poi ha agito. Abbiamo fatto tutto quello che ci ha detto, ha spiegato, qualsiasi reazione poteva peggiorare la situazione. Si è arrangiato, ha fatto tutto da solo, ha preso i soldi della cassa, se li ha messi in tasca e è uscito nascondendo la pistola dentro questa tracolla, questa borsa tracolla, ecco. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri con 2 auto che hanno perlustrato la zona alla ricerca del rapinatore che ha fatto perdere le tracce, ma l'uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, immagini al vaglio degli investigatori. Continuiamo con la cronaca, con l'assalto alla villa del dentista Bubola a Pieve di Soligo. Ricorderete la notizia. Ebbene, il 18enne Halil Mashkuli, uno dei responsabili della violenta rapina che è stata messa a segno lo scorso 11 marzo, è uscito dal carcere ed è stato messo agli arresti domiciliari. La decisione è stata comunicata dai difensori del giovane. Il 18enne avrebbe permesso l'identificazione dei complici, una banda composta da 4 persone, un colpo che aveva fruttato 50.000 euro. Quindi insomma questa è l'ultima notizia, ma per quanto riguarda la cronaca continuano le violenze in città, a Treviso con l'ennesima rissa che si è verificata nei pressi del Park dal Negro, l'esasperazione di commercianti e residenti. Sotto l'effetto dell'alcol hanno prima iniziato a litigare, poi la rissa violenta è continuata accanto al Park dal Negro. 2 cittadini marocchini di 38 e 55 anni residenti a Vittorio Veneto e Treviso ed un tunisino 39enne hanno preso a calci e pugni un 57enne italiano senza fissa dimora, colpendolo anche con delle bottiglie di birra. L'uomo portato in ospedale ha riportato delle ferite alla testa. I 3 aggressori sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni personali. Il 38enne marocchino dovrà inoltre rispondere del reato di resistenza pubblico ufficiale per essersi opposto all'accompagnamento in caserma da parte dei carabinieri. Una situazione che ha superato ogni limite, ci raccontano. E ho sentito anche stamattina che ha detto appunto questi qua di ieri avevano anche coltelli che hanno nascosto sui parcheggi. L'esasperazione alle stelle, oltre ai continui litigi, questa zona sembra una discarica a cielo aperto. Esasperati sia per livello igienico, perché ogni giorno, come può notare anche stamattina, c'è l'immondizia ovunque, chiamiamo la contarina ogni giorno, siamo esasperati, basta, non ce la facciamo più. E poi non è sicuro, sa quante signore porto in parcheggio? Io scorto le signore in parcheggio, mi vengono dentro al bar a chiedere per favore portami in parcheggio perché ho il terrore. Secondo te cosa bisognerebbe fare? Allora intanto livello di sanità, secondo me intanto bisognerebbe mettere un bagno chimico. Già detto, ripetuto, il comune non ci ha mai risposto. I bisogni li fanno o dentro il parcheggio, quindi lei arriva in macchina, parcheggia nel posto auto, apre la portiera
e si trova ai bisogni, la puzza che non diciamo e poi ratti che ci sono alla sera. Non solo, ma qualche tempo fa una giovane è stata molestata. Una ragazza qua di fronte all'università ha parcheggiato al 4º piano, lei è salita di un piano superiore e c'erano 5-6 personaggi che l'hanno molestata. Lei è riuscita a entrare in macchina, a trovare il parcheggio, e si è chiusa dentro e ha iniziato a suonare il clacson e sono scappati. Un limite che è già stato oltrepassato. Non possiamo più andare avanti così, a ribadirlo anche un residente. La situazione ha iniziato a degradarsi parecchio, nel senso a peggiorare di mese in mese. C'è molta spazzatura, anche la mia ragazza la sera quando torna a casa mi chiama, mi chiede se la posso accompagnare, è una situazione pesante. Ed un presidio costante, zona rossa anche al Park dal Negro, chiede a gran voce il presidente di Ascom Confcommercio di Treviso, Federico Capraro, che appunto in quel palazzo ha i propri uffici. Ascom Confcommercio Treviso dice basta ad una situazione che va avanti da troppo tempo, nella quale le istituzioni non hanno trovato le soluzioni adeguate. Una situazione nella quale l'uso di servizi pubblici quali quelli del parcheggio sono limitati, così come è limitata la proprietà privata del Park dal Negro. Questo non è ammissibile in una città come Treviso. Ci sono delle condizioni che fanno nascere una microcriminalità sempre maggiore, ma soprattutto delle situazioni nelle quali sembra che il cittadino debba farsi giustizia da sé per trovare una giustizia, perché non viene garantita, e questo è tanto pericoloso quanto dannoso. C'è bisogno di un intervento immediato, lo chiediamo da tempo. Si valuti anche all'estensione della zona rossa anche al Park dal Negro, c'è bisogno di un presidio costante, c'è bisogno che queste persone vengano allontanate. Il Park dal Negro non è un albergo, il Park dal Negro non è un ricettacolo di criminalità. E sempre a Treviso con la notizia del foglio di via per il 18enne che lo scorso inverno si è reso protagonista di diversi episodi di violenza in città, tra questi anche l'aggressione alla troupe televisiva di Fuori dal Coro in via Fiumicelli vicino Piazza Borsa. Lo scorso ottobre l'aggressione alla troupe della trasmissione Fuori dal Coro in via Fiumicelli a Treviso, con la giornalista Cristina Autore colpita dal lancio di bottiglie mentre girava un servizio sull'insicurezza nell'area di Piazza Borsa. Poi a febbraio altri 2 episodi di aggressione con lo spray al peperoncino, il primo in via Zermanesa nei confronti di un giovane al quale aveva ceduto della droga, il secondo in via Roma ad un ragazzo per rapinarlo del cellulare. Ora nei confronti della responsabile, un 18enne tunisino residente nel Veneziano, il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso un foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Treviso. Per i prossimi 4 anni il giovane non potrà più mettere piede in città, pena una sanzione penale. Ed ora i ladri scatenati un po' in tutto il Veneto. Andiamo a Conegliano, dove i malviventi hanno usato un acido per forzare la serratura di un appartamento. Sorpresi dai vicini, sono riusciti a scappare. 2 sono stati fermati dai carabinieri. La giustizia non dà atto ai cittadini, perché li hanno presi, li hanno lasciati liberi, gli danno il foglio di via, gli danno la DASPO, gli danno il decreto di espulsione, sono qua, cambiano provincia, cambiano la regione e sono qua che poi fra 2 giorni ne hanno sfregiata una, ne hanno stoppata una. Ma dove siamo? L'esasperazione di Adriano Cristofoli, residente del condominio Milano in via Zamara a Conegliano, è la reazione al tentato furto avvenuto prima dell'alba di lunedì in un appartamento al 3° piano. La banda aveva preparato l'irruzione lasciando dei segni. Hanno usato la tecnica dell'attack praticamente, la colla, la goccia sopra la battitura, diciamo, qua c'è la porta. Quel filo lì di attack, se tu apri la porta si spezza, quindi vuol dire che qualcuno entra e esce. Ma se rimane attaccato vuol dire che quella porta lì
vuol dire che non passa nessuno. Questi segni con la colla lasciati sulla porta? Io non ci ho fatto mai caso, ma guardo ad altezza, magari mi accorgo di quello che è altezza occhio, altezza uomo, e invece ero posizionato in alto, non li avevo visti. Per forzare la serratura i malviventi hanno utilizzato acido nitrico, ma una volta all'interno hanno trovato le stanze vuote, essendo l'anziana residente deceduta da qualche tempo. Alcuni residenti, svegliati dai rumori, hanno chiamato i carabinieri. Un 29enne georgiano è stato fermato mentre si nascondeva dietro ai veicoli in sosta. Un suo connazionale 34enne è stato preso nelle ore successive. Per entrambi è scattata la denuncia. Gli altri sono fuggiti abbandonando arnesi da scasso e flaconi di acido. Fa paura, insomma, perché se entrano in 5 e c'è i bambini dentro. Questo è un comando militare, un ladro è 1 o 2 persone, non sono un comando di 5 persone. Vuol dire che quelli là, quando entrano in casa, ti girano la casa sotto sopra, ma ti girano anche te e la tua famiglia. Molti condomini sono venuti a sapere del fatto tramite un avviso sul portoncino d'ingresso o per passaparola. Non mi sono accorto di nulla, dormivo e non mi hanno svegliato. Probabilmente i rumori che ci sono sotto fanno fatica a arrivare sopra, perché io sono al 4º piano, mentre si sentono bene i rumori dei piani superiori. Infatti chi era la vicina del 1° piano mi ha detto che li ha sentiti. Siamo aggrediti ogni giorno. E bisogna aggredire la vita, bisogna reagire, bisogna battere un pugno, bisogna chiamare, non deve esserci l'omertà. E ladri scatenati anche a Padova, nel quartiere Arcella, vediamo. Intere vie razziate, abitazioni messe a soqquadro dai ladri. I residenti del quartiere Arcella da giorni stanno denunciando decine di furti, non solo negli appartamenti, in molti casi lasciati vuoti per le vacanze, ma anche nelle auto, come racconta Rossella Salvan, referente del controllo di vicinato. Negli ultimi giorni abbiamo registrato una vera e propria raffica di furti nelle abitazioni, nelle automobili, oltre ad atti vandalici e alla sottrazione addirittura di pacchi lasciati nei giardini. Non stiamo parlando di una semplice percezione di insicurezza, ma di fatti reali, documentati e ripetuti. I cittadini sono esasperati, scoraggiati, denunciano. I ladri hanno visitato case in via Saetta, via Lippi, via Zanchi, via della Quercia, razzie nelle auto, nella zona invece di Santissima Trinità tra via Faggin e via Nizza, dove si sono registrati anche vandalismi. I malviventi hanno iniziato anche a rubare i pacchi lasciati dai corrieri nei cortili condominiali. I residenti continuano a segnalare nelle chat dei controlli di vicinato e anche alle forze dell'ordine. Il controllo di vicinato ovviamente non sostituisce le forze dell'ordine, non significa farsi giustizia da soli. Il nostro compito è quello di osservare, segnalare tempestivamente e creare una rete di collaborazioni tra cittadini ed istituzioni. Io sono un coordinatore di 2 gruppi di controllo di vicinato, quindi le segnalazioni che ricevo le passo direttamente alle forze dell'ordine. Le esplosioni di furti non è l'unico punto critico nel quartiere Arcella. Da inizio luglio ci sono stati episodi violenti, prima una rissa armata tra bande in Piazza della Vecchia, poi in via Saetta gli spari in stile tesa napoletana e infine l'accoltellamento di un nordafricano in via Dalmazia. La scorsa estate il quartiere Arcella era stato inglobato nella zona rossa, una decisione che aveva diviso i residenti tra chi lo consideravano come uno stigma che nuoceva alla reputazione del rione e chi invece era favorevole all'aumento dei controlli. Ora questo nuovo allarme sul tema sicurezza potrebbe far riesplodere il dibattito. Al Comune quindi chiediamo interventi concreti e continuativi, maggior presenza della polizia locale, controlli nei punti più critici, illuminazione adeguata, non che a una certa ora si abbassi, che a volte capita che c'è un'intensità minore, e telecamere funzionanti e visionabili e una reale cura delle aree degradate, perché ovviamente più una zona è degradata più porta altro degrado. L'Arcella è un quartiere vivo, abitato da famiglie, da anziani, da lavoratori che hanno diritto di vivere in sicurezza. Non servono rassicurazioni di facciata, servono prevenzione, controlli e soprattutto risposte immediate. A proposito di furti, a Padova la polizia ha arrestato un 36enne tunisino accusato di aver messo a segno almeno 5 furti tra il centro e appunto il quartiere dell'Arcella.
Entrava nelle case anche con i proprietari all'interno, rubava portafogli e carte di credito che utilizzava dopo in bar e tabaccherie. Si è conclusa con un arresto, la caccia della squadra mobile di Padova a un cittadino tunisino di 36 anni, destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna a 1 anno e mezzo di reclusione. Secondo le indagini della Polizia di Stato, l'uomo senza fissa dimora e con precedenti per furto, ricettazione, indebito utilizzo di carte di pagamento e resistenza pubblico ufficiale si introduceva nelle abitazioni approfittando delle finestre lasciate aperte o socchiuse, soprattutto nelle ore serali e notturne. Tra gli episodi ricostruiti, il furto del 31 agosto in via Gli Appelli e quello del 3 settembre in via Bembo, dove avrebbe rubato borse con denaro contante e carte di credito. In via Loredani, invece, il colpo è fallito dopo che il ladro si è trovato davanti a 2 donne all'interno dell'abitazione ed è stato costretto alla fuga. Le indagini, avviate nell'estate del 2025, gli hanno attribuito almeno 5 episodi tra furti consumati e tentati, compresi 2 colpi messi a segno nei giorni scorsi nel quartiere Arcella. Dopo i furti avrebbe utilizzato le carte di credito rubate per effettuare prelievi e pagamenti in esercizi commerciali del centro città. Il 36enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Padova per scontare la pena. Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha inoltre avviato le procedure per la revoca dello status di rifugiato. A Mestre ora un'altra aggressione nei pressi di Via Piave, tossicodipendenti che si drogano in pieno giorno davanti a tutti. Sentiamo il racconto dei residenti esasperati che sono ostaggio di una situazione davvero inaccettabile. Sono passate da poco le 12 e in una laterale di Via Piave a Mestre questa è la situazione. Una persona che non curante né di residenti né di passanti si abbassa gli slip per farsi una dose. Nulla di nuovo, racconta esasperato e impaurito chi ogni giorno si trova di fronte a episodi come questo. Sera non possiamo più uscire perché da tutte le parti, ma non solo di sera, anche di pomeriggio, qualsiasi ora del giorno, ci sono tossicodipendenti che si fanno con le loro sostanze, sono molto aggressivi e la problematica è anche affrontare i pusher, quelli che gli forniscono la merce, che è una situazione di degrado ormai generalizzato. In qualsiasi meandro, qualsiasi angolino, qualsiasi posto si trovano queste persone che si fanno delle loro sostanze. Nonostante commercianti e residenti della centralissima Via Piave stiano facendo di tutto per evitare di essere ostaggio di tossicodipendenti e spacciatori che si nascondono in ogni angolo, proprio come questo, dove è pieno anche di tracce di sangue, la situazione, dicono, non cambia. La presenza delle forze dell'ordine è visibile, dicono, ma non porta a nulla. La polizia non fa niente, non interviene. È solo come deterrente visivo, ma non come presenza in caso di episodi allontanare queste persone. Non possono intervenire perché loro hanno le mani legate, intervengono solo e esclusivamente se trovano la simultaneità tra la vendita e l'acquisto delle sostanze. I residenti si sentono ostaggio di queste persone. Loro dicono che sono padroni nella strada, sono loro padroni del territorio e quindi se si fanno delle segnalazioni alla polizia veniamo minacciati. L'ultimo episodio in piena notte all'angolo con via Gorizia, quando un uomo di circa 40 anni italiano è stato trovato a terra sanguinante dopo essere stato aggredito al culmine di una lite per futili motivi. La polizia intervenuta sul posto sta indagando. Questo uomo che non si muoveva, completamente fermo a terra, poi ha cercato di mettersi seduto ma non ce l'ha fatta e a quel punto ho visto che quando si è mosso gli scendeva del sangue dal braccio destro e per terra si vedeva chiaramente una pozza di sangue. Sono 3 giorni che praticamente qui su via Nervesa a lato di via Piave non si passa una notte tranquilla. Siamo circondati da vagabondi e si spaccia alla luce del sole, anche di prima mattina e durante la notte. A un certo orario non si può più uscire. Adesso hanno fatto questa festa qua nei giardini, ma prima quando non c'era questa faceva paura la sera, anche se dobbiamo andare a fare la spesa o buttare l'immondizia.
siamo abbandonati completamente. Ma c'è un altro fenomeno a cui far fronte, racconta ancora un residente. Oltre a allo spaccio e l'utilizzo delle sostanze, c'è anche il borseggio che avviene proprio in via Piave in maniera molto ormai indiscriminata e nessuno interviene. La richiesta è sempre la stessa. Una stazione di polizia fissa, un container con la polizia H24 e saremo molto più sicuri, perché vengono le ronde, girano ma fanno niente. Quando vengono la polizia gli spacciatori scompaiono, però appena va via la polizia di nuovo compaiono come funghi. Ancora cronaca, trappole su app di incontri per rapinare e sequestrare le vittime, 2 arresti a Schio. Trappole sulle app di incontri. L'obiettivo era rapinare le vittime. Dopo alcuni colpi, i carabinieri mettono nel mirino il gruppo criminale che agiva sempre secondo lo stesso schema. Attirava le vittime, uomini tra i 40 e i 64 anni, fissando appuntamenti al buio su una piattaforma online di incontri. Una volta sul posto però, le vittime venivano aggredite violentemente da più giovani travisati e rapinate. A metà settembre 2025 un 43enne viene picchiato e gli vengono portati via portafogli e cellulare. Ai primi di novembre la vittima è un 40enne costretto a salire sui sedili posteriori della propria auto, immobilizzato e portato dai malviventi in uno sportello bancomat dove viene costretto a eseguire un prelievo. Pochi giorni dopo tocca a un 64enne veronese minacciato di morte e picchiato fino a perdere i sensi per essersi rifiutato di consegnare il denaro. In quel caso furono portati via alla vittima soldi, tessere bancomat e documenti d'identità. La svolta nelle indagini condotte dagli investigatori dei carabinieri di Schio arriva con l'analisi incrociata delle immagini di videosorveglianza cittadina e degli istituti di credito. Poi, sulla scorta delle prime risultanze investigative, scattano le perquisizioni domiciliari. Nel mirino degli investigatori 2 giovani scledensi a cui vengono sequestrati i vestiti utilizzati durante i colpi e i telefoni con le chat e i messaggi in cui pianificavano i dettagli delle aggressioni in tempo reale, segnalando l'arrivo imminente delle vittime. Accertate le responsabilità in 3 distinti episodi di un 19enne e di un 21enne, entrambi italiani che vivono a Schio. Nei loro confronti i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre un terzo risulta indagato in stato di libertà per un solo episodio. E l'altro odioso fenomeno è quello delle truffe agli anziani. A San Michele di Bassano una coppia è stata raggirata dal falso maresciallo. Siamo tornati a San Michele di Bassano perché dopo il 12enne che si è trovato i ladri in giardino, la bici rubata a un altro ragazzino, è stata messa in atto l'ennesima ignobile truffa ai danni di anziani del posto. È successo in via Appiani ed è la figlia delle vittime che, chiedendoci di mantenere l'anonimato, ci racconta cos'è accaduto. Papà ha ricevuto una telefonata dal fantomatico maresciallo, hanno dato subito questa informazione, questa notizia di questo furto in una gioielleria con l'auto di sua proprietà e insomma immediatamente hanno detto: signore, lei guardi che è potenzialmente in arresto. Il soggetto ha tenuto occupato il telefono fisso per 1 ora e mezza il padre, mentre un complice ha fatto lo stesso con la madre, chiedendole di consegnare l'oro al falso maresciallo per accertare che non facesse parte della fantomatica refurtiva, e così hanno portato via praticamente tutti i preziosi. Non ha neanche dovuto fare la fatica di entrare in casa perché è tranquillamente rimasto nel cancelletto in entrata per ben 2 volte, ma quello che a noi veramente ci preoccupa è il fatto che questa persona ha girato per 1 ora e mezza in questa via e nessuno, appunto ormai abituati a vedere qualsiasi tipologia di personaggi dalle 7 di mattina alle 11 di notte, nessuno si è preoccupato di capire perché questo signore vestito di nero con una camicia lunga e questa borsa nera, questo borsone nero addosso, non abbia insomma messo in allarme nessuno. In via Appiani c'è infatti l'accesso alle cascate del Silan e a una serie di sentieri. Qui passa sempre tanta gente e il soggetto si è mosso indisturbato. Voi cosa chiedete? Mi auguro che stiano andando avanti almeno le indagini, ma nel caso della via che si possa prendere coscienza del fatto che c'è una situazione da gestire, insomma, ecco. Il caldo
caldo ed il rischio di violente ondate di maltempo, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla sia per il rischio di ondate di calore nella giornata di oggi, sia anche per rischio idrogeologico legato a temporali su tutto il territorio, temporali che saranno possibili dapprima sulle zone montane e pedemontane, in estensione poi alla pianura tra oggi pomeriggio, la serata e la mattinata di domani. Sono previsti anche fenomeni che potrebbero essere molto intensi e già ieri ci sono stati dei temporali violenti in montagna, nel Bellunese, in particolare nell'alta Val Belluna, grandine e pioggia battente in Comelico, a Belluno danni al cimitero di Prade, in Alto Adige, ve l'abbiamo raccontato ieri sera, una grossa frana in Val di Campo di Dentro nei pressi del rifugio Tre Scarperi. Siamo stati fortunati che nessuno era in cimitero in quel momento e quindi non ci sono stati danni a persone ma a cose, nel senso che alcune tombe sono state colpite appunto dalla lamiera. Un vortice d'aria, quasi una mini tromba d'aria, ha sollevato e scaraventato a terra una parte della copertura nell'ala ovest del cimitero comunale di Prade a Belluno. È accaduto durante il fortunale che nel pomeriggio ha scaricato acqua, grandine e vento. È durata una manciata di minuti, ma tanto è bastato. Dall'assessora Lorenza De Cunovic la rassicurazione che i cittadini proprietari delle tombe danneggiate dalla copertura in lamiera saranno risarciti. È probabilmente il danno più rilevante causato dalle piogge delle scorse ore che hanno sconfinato dalle Alpi attraversando longitudinalmente il Bellunese. Se al mattino l'aria a tutte le quote è parsa immobile con i termometri rimasti sotto la soglia dei 30 gradi ma con un tasso di umidità soffocante, nel pomeriggio il cielo ha cambiato volto. Le nubi hanno preso rapidamente possesso delle Dolomiti e in pochi minuti il caldo afoso ha lasciato spazio alla forza del temporale. Pioggia intensa, raffiche di vento e in Comelico, sul Lauronzano e in quota a Cortina una grandinata violenta con chicchi grandi come noci capaci di imbiancare strade e prati nel cuore dell'estate. I temporali si sono abbassati fino a lambire la Val Belluna, Ponte nelle Alpi e Belluno soprattutto, per poi spostarsi sulle Dolomiti friulane. È il volto più estremo di un clima che passa, nel giro di poche ore, dall'afa opprimente alla violenza dei fenomeni atmosferici. Se da una parte il temporale ha riportato un po' di sollievo, abbassando temperature e umidità, dall'altra ha ricordato ancora una volta quanto questi episodi possono essere improvvisi e intensi. Secondo i previsori di ARPAV, il tempo resterà a tratti instabile anche mercoledì, con rovesci e temporali in estensione alla pianura, con probabili fenomeni intensi. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, spazio ora all'approfondimento di oggi che è dedicato all'Ater. Ieri vi abbiamo dato notizia nel corso dei nostri telegiornali, ci sono state le nuove nomine. Per quanto riguarda l'Ater di Treviso è stato riconfermato Mauro D'Arzilio, che è qui con noi quest'oggi. Buongiorno Presidente, grazie. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco, una soddisfazione per lei, questa che forse non era proprio così scontata, la riconferma. Allora, sappiamo tutti che sono delle nomine fiduciarie della Giunta regionale e ci sono degli equilibri da rispettare. Io e tutto il Consiglio di amministrazione uscente siamo consapevoli di un buon lavoro fatto, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, siamo stati anche premiati e ringraziati da parte della seconda commissione proprio giovedì scorso e questo ci ha dato grande forza. Il risultato della mia riconferma, della riconferma anche della Marina, del vicepresidente, ci ha sicuramente riempiti di gioia, però questo
non può essere sicuramente un motivo di festeggiamento, ma è un motivo di responsabilità per ripartire alla grande e poter dare risultati nel nostro territorio, quelle che sono le richieste della gente e delle amministrazioni comunali. Ecco, quindi un mandato che durerà 5 anni, quindi insomma più i 5 precedenti sono 10 anni, il tempo non è poco, e quindi anche per mettere, come dire, in avvio, in strada tutta una serie di progetti già avviati, altri da cantierare. Quali sono le sue priorità e le sfide anche che si attende da questo prossimo quinquennio? Allora, come un mandato da sindaco sono convinto che il primo mandato serve per capire, per muoversi, per capire come funziona la macchina e cominciare a lavorare. I risultati si possono vedere nel secondo mandato. Per quanto riguarda Ater Treviso, risultati ne abbiamo avuti già nel primo mandato, perché penso siano sotto gli occhi di tutti quello che sono gli interventi di riatto sia negli appartamenti occupati che negli appartamenti sfitti. Noi nel bilancio 2025 abbiamo investito 3,5 milioni in manutenzioni di edifici, ma la cosa che la stiamo vedendo anche in questo momento, quello che fa rumore è la nuova edificazione, una nuova edificazione che nel mandato precedente ha portato a compimento più di 100 appartamenti con un investimento di oltre 30 milioni di euro, di cui 13 o 14, adesso non ricordo, provenienti dalle casse di Ater. Casse di Ater sì, stavano bene, ma siamo riusciti anche, grazie a quelli che sono i bonus sismici, la cessione dei crediti, ad avere della moneta fresca per poter investire nei riatti. Questo è quello che, nella nuova costruzione, chiedo scusa, questo è quello che abbiamo fatto e quello che stiamo per ultimare. Però noi vogliamo guardare avanti e l'obiettivo principale oggi è quello dell'M717, che è una misura della Comunità Europea, che è il Repower, conosciuto come Repower, dove tutte le Ater si sono mosse. Qui in Veneto, siccome era abbastanza laboriosa, avevamo anche dei controlli importanti col NUV, che è il nucleo di valutazione della regione, o con altri nuclei dello Stato. Siamo arrivati a buon fine noi come Treviso e abbiamo progetti per 28 milioni di euro che saranno per i prossimi anni, dove andremo ad efficientare, a sistemare, a riattare circa 360 alloggi nella provincia di Treviso. Quindi anche questo, pensiamo 28 milioni di euro che arrivano dalla Comunità Europea, sicuramente è un impegno importante per quanto riguarda le risorse umane dell'azienda, che dovrà gestirle, controllarle e fare che tutto vada a buon fine. Ecco Presidente, sicuramente quello dell'abitare è comunque un problema nella provincia di Treviso, perché gli alloggi che purtroppo ci sono, sia quelli di Ater sia anche quelli in capo ai vari comuni per quanto riguarda l'edilizia popolare, sono sempre pochi rispetto a quelle che sono le domande, insomma, delle famiglie, delle persone che magari si trovano in difficoltà. Come un problema anche è quello dell'abitare, non solo che riguarda come dire, le famiglie indigenti, quelle che sono maggiormente in difficoltà, ma anche un problema per tanti giovani, per tante giovani coppie. Vediamo insomma tutti, no, come le nuove edificazioni siano tutte di case ed appartamenti e palazzine sicuramente molto belle, ma estremamente costose. Quindi magari un giovane con gli stipendi che ci sono oggi fa fatica a potersi permettere, se non ha un aiuto alle spalle da parte magari della famiglia d'origine, un mutuo per comprare una casa, un appartamento da 300.000 euro, no? Se bastano. Ecco, se bastano, quindi allora, la situazione non è certo delle più semplici. Questo è un obiettivo dato proprio dalla Regione. La Regione, e ringrazio anche il Presidente, ma anche il nostro assessore di riferimento, che è la dottoressa Paola Roma, viene nominata come la fascia grigia. La fascia grigia sono quei nuclei familiari che una volta erano gli assegnatari dell'alloggio dell'edilizia residenziale pubblica, che oggi risultano troppo ricchi per riuscire ad entrare nelle graduatorie, ma contestualmente sono troppo poveri per affacciarsi al libero mercato. Ed è per questo che noi abbiamo un obiettivo, un progetto, una voglia di muoverci,
proprio in zona Treviso, perché se tutti quanti noi conosciamo l'intervento che stiamo facendo sotto lo stadio da rugby, siamo a Monigo, dove abbiamo già 3 palazzine concluse e una che dovrebbe partire a breve ed è già totalmente finanziata, però abbiamo alloggi di edilizia residenziale pubblica, quindi che soggiacciono alla legge 39, quindi vanno per graduatoria. Quindi sono riservati, diciamo, a tutte le persone che sono già in graduatoria. Sono riservate alle persone che sono o andranno in graduatoria. E sono queste che stiamo vedendo nelle immagini. Proprio questi qua sono ultimati, adesso dobbiamo finire gli allacciamenti e per fine anno verranno assegnati. Davanti abbiamo un'altra palazzina che è in ultimazione e ne sorgerà un'altra già totalmente finanziata al fianco. Subito sotto ci sono 2 lotti liberi che sono l'intervento del Pinqua, conosciuto come il Pinqua. Quei 2 lotti là non sono destinati all'edilizia residenziale pubblica, quella sovvenzionata, ma alla convenzionata. Quindi il nostro obiettivo è quello di riuscire a racimolare delle risorse e qua guardiamo con ansia anche il piano casa della Regione per poter andare a realizzare degli edifici che possono essere messi in affitto con un canone calmierato, quindi che possano uscire sui 400, 300, 500 euro e quindi la famiglia, il nucleo familiare, papà, mamma e figlio possano riuscire ad affrontare un affitto di questo tipo e vivere in maniera dignitosa. Questo è il nostro obiettivo. Di quanti alloggi stiamo parlando e quale sarà, insomma, l'iter? O è un sogno, diciamo? Allora, sicuramente in quello non posso dire che abbiamo finanziamenti, perché noi abbiamo finanziato tutto quello che guarda l'edilizia residenziale pubblica. Là sotto ci stiamo muovendo con la Regione, l'obiettivo è quello di costruire, come appartamenti dovrebbero uscire circa un'altra 40 di appartamenti. La tempistica, io spererei che con questo mandato di riuscire a ritrovare le risorse e poterlo realizzare. Quindi insomma, diciamo, il suo più grande sogno sì. per questo mandato, Presidente, è proprio questo? C'è qualcos'altro nel cassetto che le sta particolarmente a cuore e che vorrebbe riuscire a portare a termine? Allora, questo è un cruccio importante perché, ribadiamo, quella fascia grigia non può essere abbandonata. Giovani coppie che sono anche il motore, che sono l'economia del nostro territorio, non possono essere lasciate da sole in un mercato che è estremamente egoista oggi, quindi dobbiamo cercare di dare risposta, anche perché quelle famiglie sono le famiglie che noi oggi troviamo in certi edifici nostri occupati da 10, 20, 30 anni, dove troviamo delle signore estremamente squisite che hanno tenuto i nostri appartamenti in maniera eccezionale, quindi noi vorremmo arrivare a dare una mano a queste persone, quindi questo è un grande obiettivo. Gli altri obiettivi ovviamente sono quelli nel continuare i riatti e vedere che la lancetta degli appartamenti che rientrano e quelli che escano venga invertita totalmente, ma questo è già un dato che abbiamo, perché vorrei solo sottolineare che nella relazione 2025 Ater Treviso ha assegnato in provincia 247 alloggi e ne ha ritirati 132, quindi vuol dire che abbiamo invertito la rotta. L'altro obiettivo, come mi diceva lei, è quello di ridurre in maniera più importante possibile quelli che sono gli alloggi vuoti. Ecco, lei accennava a queste signore anziane, perché nella questione delle case popolari molto spesso anche c'è poi, no, il problema di alloggi magari abbastanza ampi che potrebbero ospitare una famiglia, che sono stati assegnati tanti anni fa a delle famiglie che poi si sono sempre più ridotte perché i figli se ne vanno, magari i coniugi rimangono da soli perché resta vedovo o vedova e c'è il problema, no, di eventualmente riassegnare o comunque spostare anche queste persone, con tutte le implicazioni che questo implica, perché magari sono delle persone che hanno passato tutta la vita in un quartiere, hanno anche in quell'edificio, in quello stabile, in quel quartiere tutta una serie di relazioni sociali che comunque magari per una persona anziana sono molto importanti. Allora, piani di mobilità vengono fatti, ma non sono sicuramente facili, come hai detto un attimo fa. Non sono facili perché? Perché non è facile a volte spostare delle persone, non è facile
trovare la quadra, ma la cosa gravosa... Anche perché poi nello stesso tempo è anche assurdo magari lasciare una persona sola in un appartamento con 3 camere da letto e quant'altro. Però noi nel momento in cui c'è una signora che la vita l'ha portata adesso, i figli hanno preso la loro strada e magari uno dei 2 coniugi è mancato, si trova su un appartamento a 3 camere. Per noi rientrare in un appartamento che è stato occupato per 30 anni vuol dire reinserirlo in quello che sono i piani di manutenzione, perché per quanto sia tenuto bene io non posso riassegnarlo perché l'immobile deve essere ricertificato dalla testa ai piedi, quindi impianto elettrico, impianto idraulico, vetri, ascensore, tutto quello che serve, quindi capisce che rientrare in un appartamento per darne uno più piccolo che è stato riattato e portarci a casa un appartamento che deve supportare una spesa di 30-40 mila euro non è facile, quindi questo è il motivo che ci frena. Ribadisco però che su richiesta dei comuni, i servizi sociali che hanno l'occhio di controllo della situazione sociale delle persone, noi ci muoviamo su richiesta dei comuni. Non è che noi possiamo dire è grande, la spostiamo, ma dobbiamo muoverci esclusivamente su richiesta dei comuni, che sono loro che gestiscono le assegnazioni. Ecco, a proposito dei comuni, Presidente, negli ultimi mesi abbiamo assistito anche per quanto riguarda Treviso nello specifico ad alcune tensioni con Ateri, in particolare sulla questione di Via Pisa, della gestione degli sfratti in Via Pisa. Allora, possiamo dire che gli sfratti di Via Pisa, Ater non c'entra perché non stiamo parlando di edifici di nostra proprietà, non stiamo parlando di persone che sono assegnatarie da parte nostra, quindi non c'entriamo assolutamente niente. Quello che possiamo dire, sicuramente c'è stato un contatto telefonico da parte dell'assessore con il mio direttore, però io, il mio direttore, non siamo mai stati chiamati in tavoli di concertazioni con la questura, con la provincia, con chiunque. Noi non abbiamo partecipato a nessun tavolo. Non è che noi abbiamo la bacchetta magica che avremmo potuto risolvere la questione, assolutamente no. Anzi, è corretto che la gestione venga fatta dal comune, perché è il comune che ha il polso della situazione dei servizi sociali. Ci sono delle soluzioni? Ci possono essere, come abbiamo detto, l'unica soluzione che noi potevamo proporre era quella dell'articolo 46. Però ribadisco cosa vuol dire l'articolo? Chiedo a scusa. beneficio di chi ci ascolta da casa. Grazie all'Associazione dei Comuni e dell'allora Presidente, ora Assessore Paola Roma, è stato modificato un articolo che è l'articolo 46 della legge 39. Questo articolo prevede che un determinato numero di appartamenti, che oggi sono 18 per il Comune di Treviso, possono essere gestiti direttamente dal Comune su progetti sociali, cioè su un progetto vagliato dalla Regione, approvato dalla Regione, il Comune prende questi appartamenti in gestione direttamente lui e li gestisce su un progetto donne vittime di violenza, per disabili, per qualsiasi cosa che lui ritenga. Quindi questa è l'unica strada per distogliere degli appartamenti di edilizia residenziale pubblica, quindi dalla graduatoria prevista dalla legge, in una gestione diretta. Però non spetta a me decidere se il caso è meritevole o meno, ma lo può fare solo e esclusivamente, ed è giusto sia così, il Comune che ha il polso della situazione. Questo, diciamo che su quella questione c'è stata un po' di confusione esagerata che non c'entrava. Ripeto, è il Comune che deve, e come ha fatto, valutare il caso per caso. Ecco, Presidente, un altro tema, diciamo, dolente per quanto riguarda le case popolari è quello delle morosità. Morosità per quanto riguarda gli affitti, morosità per quanto riguarda le spese condominiali. Come siamo messi per quanto riguarda Ater Treviso? Allora, prima cosa da dire, Ater Treviso, io ho preso un Ater che aveva una morosità del 25%, paurosa. Perché? Perché arrivavamo, fermi, non è colpa di chi, per carità, arrivavamo da un periodo che si chiamava Covid, dove c'è stato il blocco degli sfratti, quindi la gente sta un attimo ad abituarsi che non serve pagare, tanto non fa niente nessuno, però i problemi arrivano. Quindi abbiamo ereditato questa situazione dovuta al momento, quindi estremamente pesante. Oggi posso dire che la morosità d'esercizio 2025 è del 5%, quindi è scesa. Siete riusciti insomma a risalire di 20 punti percentuali. È scesa in maniera estremamente importante. Perché? Perché un po' alla volta siamo riusciti a rientrare nelle case, a spiegare alla gente che pagare un piccolo affitto
può salvargli un tetto sopra la testa, e quindi questo è il primo passo. Possiamo anche dire che con l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana abbiamo finanziato come Alter Treviso un progetto per creare delle figure che possono entrare nelle scale, nei condomini, per cercare di insegnare come va gestito un immobile, perché non dimentichiamo che tanti dei nostri inquilini sono persone che arrivano da altre realtà e quindi non abituate a capire quelle che a fine anno arrivano le spese condominiali, che l'affitto va pagato, quindi è un modo elegante per. Quindi anche questo è un altro progetto che ci ha portato la riduzione importante delle morosità. Quello che oggi ci crea qualche problema sono le condominiali. Le condominiali che non è che... il pagamento delle spese condominiali. Il pagamento delle spese condominiali che l'amministratore, se si trova che non vengono pagate, tutti quanti sappiamo che risponde il proprietario. Il proprietario in questo caso siamo noi. Noi abbiamo chiesto uno sforzo importantissimo, e gli amministratori non sono proprio stati felicissimi, di avere un resoconto bimestrale. Cioè non possiamo aspettare che il problema venga troppo grande, quindi abbiamo chiesto che bimestralmente questi interventi vengano fatti, vengano verificati in modo tale da intervenire il più presto possibile ed evitare che la situazione esploda e non possa più rientrare nella regolarità. Certo, anche questo è molto importante. Allora noi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, io la ringrazio per essere stato con noi, grazie a Mauro D'Alzilio, presidente di Ater Treviso. In chiusura di questa edizione vi ricordo l'appuntamento su Antenna 3 per sabato 18 luglio, perché trasmetteremo in diretta da Venezia la festa del Redentore, diretta a partire dalle 20:10, subito dopo i telegiornali. Ci saranno collegamenti dei nostri inviati da Palazzo Ducale alla Giudecca, ma non solo, per raccontarvi tutte le emozioni della notte famosissima, di questa serata all'insegna della tradizione, fino allo spettacolo pirotecnico, i famosi fuochi d'artificio. State vedendo quelli dell'anno scorso, spettacolo che terrà tutti con il naso all'insù per 40 minuti, quindi non perdetevi questo appuntamento su Antenna 3 sabato sera con la notte del Redentore. È tutto, grazie per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio, arrivederci.